Una è quella dell'autodeterminazione individuale, è la via secondo cui lo Stato sarebbe in realtà una compagnia privata registrata alla giurisdizione della SEC, quindi il carabiniere, il giudice, è un dipendente pubblico, è privato, un'azienda privata, quindi quando ti arriva il carabiniere ti dice no, io non accetto la tua proposta di contratto. No, io non accetto la tua multa perché non è una multa, perché tu sei il dipendente della corporation, io ti diffido. E veramente questa gente che fa così, per quanto incredibile. Questo è il piano B, OPPT, viene chiamata sovranità individuale, autodeterminazione individuale. Esistono questi sciroccati che dà veramente una confusione mentale sul diritto, che dopo magari alla fine vedremo. Dopo che c'è qualcuno che dice, beh, ma noi siamo veneti, quindi in virtù del fatto che i veneti esiste, ha un diritto di riconoscimento anche legale, una storia, una repubblica passata, bla 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 bla, dichiariamo di essere un movimento di liberazione. Peccato che ci siano due problemi: movimenti di liberazione o comitati di liberazione, quei che in una guerra armata, cioè il diritto internazionale prevede queste figure nel momento in cui ci sia una guerra armata, ma allora bisogna anche che dopo questa guerra venga riconosciuta dagli stati esteri, ma comunque parliamo delle armi. Noi altri questa roba qua non vogliamo parlarne e comunque manca semplicemente il presupposto. Per fortuna non esiste una guerra armata nel territorio veneto al momento. Addirittura questi qua arrivano a dire sì, è una guerra, ma noi siamo non armati, quindi si dichiara movimento di liberazione armata in una guerra non armata e non armati loro stessi. Cioè, anche qua siamo sul livello dello sciroccato in un certo senso. Fra l'altro tutti i presupposti che io ridise, copiai da quello che potremmo chiamare piano Z, che in realtà il piano Z è l'obiettivo di liberazione, è il punto finale di tutto un percorso durato 25-27 anni, per la precisione 23 anni, che è nato con l'autodeterminazione dei veneti. In sostanza, qua, in questa pagina palmerini.net cerca piano Z, vedete tutti i link che si può percorrere per approfondire i vari elementi.